È un momento storico molto importante. Venire nelle fiere non vuol dire solamente andare negli stand, prendere un campionario, vedere un applicatore, ma bisogna conoscere l'anima di chi ha creato questi stand e noi oggi qua in questo momento siamo in uno stand storico, emozionale, come uno spirito libero. Questo stand si chiama Greisa e noi abbiamo qua insieme a noi il piacere di avere colui il quale ha creato questa emozione di spirito libero e quindi l'emozione che dovremmo vivere insieme non è un qualcosa che prendiamo adesso, ma è qualcosa che prendiamo per portarci avanti nella vita. Allora raccoglimento culturale e professionale e ascoltate il guru dello spirito libero, Giorgio Greisa. Ciao ragazzi, ciao, grazie a tutti di essere qua, avete fatto un bel paio d'ore di autobus per venire qua, perché avete fiducia di questo signore. Io voglio ringraziare pubblicamente, approfitto di voi che c'è un pubblico, per ringraziarlo per avermi portato qua, ma soprattutto per aver contribuito in modo determinante alla costruzione di questo evento, che potrebbe diventare anche un evento storico, perché è una prima edizione, quindi potrebbe lasciare il segno nel nostro mercato e costruire proprio sia l'evento che un futuro e quindi diverse possibilità di portare dei contributi e di sviluppare sempre meglio il settore e dare a voi più possibilità. Vi invito a visitare quello che stiamo facendo qui, sempre sotto l'etichetta dello spirito libero. Abbiamo coinvolto attraverso il nostro forum 12 applicatori che si sono dichiarati disponibili, sono qua, stanno facendo da 3 giorni un lavoro interessantissimo, creano liberamente e hanno fatto delle cose molto belle. È un segno di come la vostra professione può crescere, cioè si possono fare delle cose importanti, entri a casa di una persona che ha 4 pareti spoglie, voi uscite da quella casa e avete lasciato il segno, avete migliorato la casa, quindi avete migliorato la loro vita. Nel vostro piccolo voi potete migliorare la vita dei vostri clienti. Ricordatevelo, la vostra missione non è solo guadagnare i soldi, ma creare qualcosa di bello per lasciare un segno. Vi ricordo che i vostri antenati erano Michelangelo, Leonardo da Vinci. L'altro giorno sono stato al Cenacolo a Milano, questo signore ha fatto una parete, è il lavoro che fate voi. È ancora là, sono passati 1000 anni, ci ha messo 22 anni per ristrutturare quella parete lì. Quindi avrà fatto qualcosa questo signore. Voi siete i pronipoti di quel tipo lì, quindi tirate sulle spalle, avete un'opportunità. Siete invitati, benvenuti, accomodati. Grazie.